È un segnale della salute che si può raggiungere attraverso la prevenzione, attraverso l'attività fisica, attraverso la infrastrutturazione del nostro territorio con piste ciclabili e l'opportunità anche di conoscere tutta la nostra realtà. Prima ha parlato anche di una progettualità legata, insomma, alla Coni Rosa, anche in senso di ciclabilità. Ci può spiegare meglio che cosa intende e di che cosa si tratta? Che In progetto è? questo momento sono partiti i lavori per un'ulteriore pista ciclabile che collegherà la frazione di Fossamerlo laddove c'è un laghetto che verrà ripristinato proprio in questo periodo, un'ex cava di argilla, era la fonte di sostentamento un tempo le fornaci di Tomasi di Fossamerlo. Oggi invece il sostentamento arriva dal mondo terziario e secondario e quindi le persone nel tempo libero con la maglietta corirosa frequentano il nostro territorio. Questo sarà un anello, un tratto di collegamento che dà l'opportunità di ampliamento dell'infrastrutturazione, chiamiamola salutistica, che però si sposa e si finalizza molto vicino al mondo dello sport. Tant'è che questa pista ciclabile parte proprio da il collegamento con la stessa pista sulla corrente Cervada e gli impianti sportivi principali del nostro comune.